Professor Maggi, lei è sempre un SF, lei sa cosa vuol dire SF? Sì, lo so, però lo dici tu. Super figo, il Professor Maggi è un super figo. Sai che ho incontrato l'altro giorno? Valeria Mantovani, il nostro assessore al lavoro o sbaglio? Alla cultura? No, alla cultura, al lavoro, alla formazione professionale, alle grandi crisi, è un assessorato però molto, diciamo proprio assessorato strategico. Quindi... ma tra l'altro bisogna dar atto anche della sua preparazione da una parte, ma anche il coraggio di prima nomina, perché penso che anche lì ci voglia un pochino di apprendistato. Ma scherzo, maestro non è mai nato nessuno. Sì, e avere due una serie di deleghe, un assessorato così importante. Diciamo che adesso devi imparare a farlo, non avendolo mai fatto prima, adesso piano piano. Stamattina ho visto un bell'articolo, una bella promozione sul Gazzettino. Posso citare un altro quotidiano, posso? Sì, ne ha facoltà. È il quotidiano più... Chiediamo scusa a Garbellini, ma che è il direttore della Voce. Il direttore Garbellini della Voce. Diciamo che la Voce è molto radicata nella nostra provincia, è un ottimo. Però ha una pagina, sono i fondi che servono per pubblicizzare ciò che la regione fa. Tra l'altro anche fatto molto bene, la ragazza è molto fotogenica. È molto preparata, cioè, lei, visto che parliamo di televisione ogni tanto, buca il video. Cioè, è una delle poche che affronta bene la telecamera, si sta a districare bene, è una bella comunicatrice. Ho detto bella ma anche brava comunicatrice. Vedo che lei non sfugge alla esigenza di giudizio anche tecnico. Bravo. Questo dagliene atto. E non ce ne sono tanti in provincia di Rovigo. No, non ce ne sono tanti in genere. No, forse sai, l'unico che almeno che conosco io è Pizzoli, un altro bel personaggio mediatico. Però lei è proprio... Lei è molto brava. No, ma lei, il professor Maggi, è proprio basso polesine centro. Lei ha citato Pizzoli, sindaco di Portofino. La Valeria Mantovani, già sindaco di Portoviro, ora assessore regionale. Lei proprio... Però, dobbiamo andare a fare uno sprizzetto dalle parti di Castelmassa, da me. Ficaruolo, Badia. Alla Badia sono venuto, quindi qualcosa conosco, però Castelmassa, Ficarolo e anche Occhiobello per me è terra di conquista. Ma lei non c'è mai stato? Non ci sono stato, ma non ho mai conosciuto i politici della zona. Allora sa cosa facciamo? Per la fine dell'anno e per l'inizio del 2025 ci dedichiamo a 2-3 sprizzetti nei comuni dell'area polesana che si chiama Transpadana Ferrarese. Okay. Perché, professore, lei deve sapere che quella parte della provincia di Rovigo lì è culturalmente, esclusivamente di cultura ferrarese. Parlano ferrarese, vanno a scuola a Ferrara e quindi è un po' infatti si chiama Transpadana, cioè attraverso la Padana Ferrarese. Fino a Castelmassa. Fino a Castelmassa, dopo siamo a Mantova. Cioè, quindi forse questo è il problema della provincia di Rovigo, di non avere un'identità. No, ce l'ha, No, la provincia in generale, cioè se tu dici, prova a descrivermi l'abitante della provincia di Rovigo. L'abitante della provincia di Rovigo dipende, parliamo di Bergantino, parliamo di esatto, vedi, cioè, non è che se tu parli di Padova, bene o male, c'è un comune denominatore. Ma no, Calia non è sassisica, però c'è un comune denominatore. Forse anche il dialetto che è molto... Da noi invece il comune denominatore non c'è. Perché siamo professor Maggi, siamo un'area di confine. Siamo un'area di confine, poi dopo probabilmente sono confini che forse bisognava farli apparentare, non so, a Mantova per quanto riguarda Bergantino, no, a Verona per quanto riguarda Badia. Perché la interruzione fisica,
cioè Sono i due fiumi, dici? il fiume, siamo la Mesopotamia del nord dell'Italia, perché i due fiumi sono contemporaneamente un elemento di congiunzione ma anche un elemento di divisione. Però questo lo paghiamo mancando identità. Beh, diciamo... Se io vado a Bergantino non conosco niente di quella zona lì, ma quelli di Bergantino vengono da me, che mi ricordo una gita, eravamo a spiaggia Barica in Boccasette, sì, e ci hanno detto qua siamo a Rosolino Mare, ed erano gente di Castelmassa. Se beh, perché proprio non ci conosciamo. Amico mio, perché più o meno, per chi viene, per chi non è del Delta, esatto, non Rosolina e Boccasette, Cameo e Scardovari è la stessa cosa. È la stessa roba. Però non conoscendoci abbiamo questa sindrome da ma lei non sia da frontiera. Lei da frontiera. Siamo la frontiera. Però la paghiamo per questa cosa. Ma no, non lo metta sul fatto che paghiamo. È un elemento di valorizzazione, di grande interessante valorizzazione culturale, politica, lasciamo stare politicamente, culturale e anche ambientale. Perché... Come dice il saggio, annuisco. Non capisco ma mi adeguo. Chi diceva così? Non capisco ma mi adeguo. O no, Ferrini, quelli della notte. Non capisco ma mi adeguo. Sì. Guarda, anch'io, io non capisco. Ma siamo una provincia importante. Gli altri non lo capiscono, ma si devono adeguare. Che siamo una provincia importante. Così. Ritornando alla Valeria, brava, però caspita, ha lasciato un pochino di malessere a Portoviro. Portoviro si è trovata di colpo il sindaco, si è trovata di colpo la comunità di Portoviro, si è trovata di colpo che il sindaco, da giovane sindaco di una piccola comunità, è stato assessore regionale in una dimensione, ovviamente, poi l'assessore regionale è come un piccolo ministro, quindi ha responsabilità. Ti dà a te il senso che quelli che sono rimasti, i suoi vice sindaco, assessori eccetera, si sono trovati la patata bollente in mano e si sono un po' perse. Beh, è anche passato solo 15 giorni. No, è passato un po' di più. Sì, però un mese. C'è successo di tutto, uno che si è ritirato. Sì, uno si è ritirato. Però era un bel personaggio. Perché adesso lei, che è bassopolesano, centrico ed esperto del Bassopolese, lei non si nasconda dietro un dito. Il comune di Portoviro è sempre stato un comune vivacissimo. Quindi la presenza del sindaco, quindi di Valeria Mantoan, serviva perfettamente da calmieratore, da governava questa comunità un po' dinamica. Adesso che non è più sindaco, forse si appalesano ma è normale, sa? La gente non è mica morta, sono sempre quelli di prima. Sì, è vero. Quindi giustamente dici, prima o dopo, Valeria, nonostante la giovane età e tutto, è riuscita a fare da collante alle varie la sua vittoria imprevista, che è stata una grande novità, ha determinato che ci sono riposizionati tutti e adesso devono riposizionarsi ancora, quindi è la bellezza della politica. Però questa compagine sicuramente ne soffrirà quando si andrà a votare. Sì, perché non è una compagine, non era il classico scontro centro-sinistra, centro-destra con delle affinità ideologiche, era uno scontro fra due comunità trasversali da una parte e trasversali dall'altra, e quindi come... E questo lo stanno pagando adesso. Certo. Quindi intanto facciamo gli auguri a Valeria Mantoan. Facciamo grandi auguri a Valeria Mantoan. Ma è successo che ci fossero 2 consiglieri, 2 assessori, un deputato, un senatore? No, è successo, allora le rammento, non rammendo, le rammento che Maria Luisa Coppola e Renzo Marangon sono stati assessori regionali insieme nella legislatura 2005-2010. E quanti consiglieri c'erano? I consiglieri erano 3. Quindi li avete superato questo perché eravamo contemporaneamente consiglieri e assessori, adesso è cambiata la legge. E a Roma ai tuoi tempi in quanti erano? A Roma erano in 2, perché c'era Luca Bellotti, deputato, e per un periodo anche Fini, perché sai, la legislatura sono a cavallo. Sì, è vero, poi si è troncata con Fini. Quindi sempre un dominio, e su Bellotti
che era di Ficarò, che è di 300. Era di 300, però Bellotti, ma che ha subito Fini, originario del Basso Polese, ma voi dominate sempre le cose, insomma. Chiudiamo la puntata dicendo che l'unica parte abbastanza in fermento è il Basso Polese della provincia di Rovigo. Lo devo dire con un po' di rammarico, ma è vero. Alla volta. Viva il Basso Polesine!